Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Reddito di cittadinanza, 20 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021, una montagna di soldi che non ha creato lavoro e quasi mai è andato ai poveri. Il reddito di cittadinanza in Italia va a 3 milioni e mezzo di persone, circa 1 milione e mezzo di nuclei familiari e l'importo medio mensile che viene erogato è di 579 euro. Lo si ricava da uno studio della CGA di Mestre, Associazione di Artigiani e Piccole Imprese. Il costo dalla metà del 2019, quando è stata approvata la legge, a tutto il 2021 è di circa 20 miliardi, praticamente una finanziaria. In Sicilia prendono il reddito e la pensione di cittadinanza quasi 300.000 famiglie con 700.000 componenti, con un importo medio mensile di circa 600 euro. Una montagna di soldi che quasi mai è andata davvero alla povera gente. Una legge che è stata costruita senza sistemi di controllo e di sicurezza. Per percepire il reddito basta poco più di una semplice dichiarazione, per cui si scopre che percepiscono il reddito un'enorme parte dei componenti della criminalità organizzata, tra i quali in prima fila gli spacciatori, e poi un esercito di figli di papà che si staccano dallo stato di famiglia e dichiarano di abitare in improbabili catapecchie. E ancora è stato scoperto che a migliaia si recavano all'estero, prendevano la residenza in Belgio o in Germania e incassavano doppio reddito di cittadinanza, non informando della doppia residenza. Si è trattato del più clamoroso e numeroso incubatore di truffe della storia d'Italia. Nessuno vuole eludere la necessità di forme di aiuto nei confronti della parte debole della popolazione, ma occorre immaginare un sistema di controlli e di lotta agli abusi che renda sostenibile l'eventuale norma e che sia davvero un investimento dello Stato contro la povertà e che soprattutto aiuti a mettere in contatto lavoratori e imprese che hanno bisogno di loro. Sicilia export boom nel secondo trimestre 2021, più 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. La Sicilia chiude il secondo trimestre del 2021 con un più 16,42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se i dati del trimestre erano stati scoraggianti, con un taglio della vendita di merci e prodotti siciliani all'estero del 10,21%, nel 2020 si era registrata una flessione del 24,25% e nel 2019 la riduzione era stata comunque già allarmante, con un meno 14%. Dall'analisi fatta dall'Osservatorio di Unioncamere Sicilia emerge un dato di chiara ripresa rispetto agli ultimi numeri, condizionati inevitabilmente dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia scoppiata ai primi di marzo del 2020. Quasi tutti i prodotti merceologici vanno in terreno positivo rispetto al secondo trimestre 2020. Le esportazioni sono da sempre un tassello fondamentale dell'economia siciliana e questi dati sono sicuramente molto confortanti, ma non ci permettono di fare salti di gioia dopo i numeri assai negativi registrati nell'ultimo anno e mezzo e che sono stati inevitabilmente condizionati dall'emergenza sanitaria legata al Covid, che ha influenzato e condizionato ogni aspetto della nostra vita. Lo spiega Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia. I numeri costituiscono una base importante per le imprese siciliane che possono e devono guardare con fiducia al futuro. I paesi dove la Sicilia ha esportato di più sono Stati Uniti, Spagna e Francia. Le politiche UE incoraggiano anziché scoraggiare l'emigrazione illegale. La Corte dei Conti europea boccia la politica migratoria dell'Unione. Secondo una relazione speciale della Corte dei Conti europea, la cooperazione fra l'Unione Europea e i paesi non UE non riesce a garantire il rimpatrio dei migranti in situazione irregolare presenti sul territorio dell'Unione Europea. Nel periodo 2015-2020 i progressi compiuti nello stipulare accordi di riammissione fra la UE e i paesi non UE sono stati soltanto modesti. Inoltre le azioni dell'Unione Europea volte ad assicurare nella pratica il rispetto degli obblighi di riammissione da parte dei paesi non UE non sono state sufficientemente efficaci. Dal 2008 ogni anno circa 500.000 di cittadini non UE
hanno ricevuto un'ingiunzione a lasciare l'Unione Europea perché vi erano entrati o vi soggiornavano senza autorizzazione. Tuttavia, meno di 1 su 5 è effettivamente ritornato nel proprio paese al di fuori dell'Europa. Una delle cause del basso numero di rimpatri di migranti irregolari è la difficoltà a cooperare con i loro paesi di origine. Una politica sulla riammissione efficace e ben gestita è una parte essenziale di una politica complessiva sulla migrazione, ha dichiarato Leo Brincà, membro della Corte dei Conti europea, responsabile della relazione. Nonostante ciò, l'attuale sistema messo in atto dalla UE per i rimpatri, ha detto Brincà, presenta gravi inefficienze che sortiscono un effetto contrario a quello auspicato. Incoraggiano anziché scoraggiare l'immigrazione illegale. Crisi apicoltura, subito aiuti per i produttori. L'onorevole Foti di Attiva Sicilia, intervenire subito per tamponare il disastro del comparto. La crisi del settore delle api, dovute ai cambiamenti climatici e all'uso indiscriminato di pesticidi a cui si sono aggiunti gli incendi, sta assumendo proporzioni devastanti. Occorre intervenire al più presto. E l'allarme nuovamente lanciato da Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia, che sulla questione ha presentato una mozione all'Ars, ennesimo atto parlamentare per affrontare la problematica che dalla scorsa primavera ha messo in ginocchio gli apicoltori e non solo. La crisi dell'apicoltura, sottolinea Foti, non è solo un danno economico che toglie il sostentamento a diverse famiglie, ma è un fenomeno con pesanti ripercussioni su ambiente e agricoltura. È risaputo infatti che le api hanno un ruolo fondamentale nella natura e il depauperamento della popolazione di questi insetti avrà ripercussioni pesanti e durature se non si corre rapidamente ai ripari. Foti sottolinea la gravità del fatto che la Sicilia non stia godendo degli aiuti statali concessi al comparto e l'importanza di sfruttare per cominciare il commissariamento della Sicilia per la questione incendi. Il ruolo assegnato al presidente Musumeci come commissario degli incendi e le risorse assegnate alla Sicilia per il sostegno delle attività zootecniche colpite, tra cui rientra l'apicoltura, rappresentano una nuova finestra per aiutare questo settore. È necessario, conclude, che si coordinino delle attività tra gli assessorati per la protezione delle api senza indugiare ulteriormente. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.